La squadra locale del Graphic Eden Cadoneghe in maglia azzurra, guidata da Diego Bortoletto e Luca Casotto, gioca con Elisa Schiavon alzatrice, Erika Destro opposto, Giada Marcato e Silvia Salmistraro schiacciatrici, il capitano Elena Fogarollo ed Elena Bandiera centrali, Marta Ruggeri libero. Le ospiti della pallavolo Meduna in divisa nera, allenate da Teresa Biasi, schierano Laura Cavinato alzatrice, Samantha Ruoso opposto, il capitano Giulia Ostanello ed Elisa Sperandio schiacciatrici, Camilla Bergamo e Zaira Canevese centrali, Vanessa Zanin libero. Le locali trovano subito le misure agli attacchi del Meduna, portati prevalentemente da posto 4. Il muro padovano ferma la Sperandio, la centrale Fogarollo colpisce per 2 volte, la Ruoso mette in rete un attacco, poi 2 infrazioni in palleggio della Cavinato proiettano il Cadoneghe sul 15-9. La difesa del Meduna subisce gli attacchi di Destro e compagne, mentre la ricezione trevigiana viene continuamente messa in difficoltà dalle insidiose battute delle azzurre di casa. Elena Bandiera mura la Ostanello, spingendo le padovane sul 23-14. La ricezione delle ospiti continua a soffrire il servizio di Schiavon e Fogarollo e proprio un errore del libero Zanin chiude il primo set sul 25-16 per Cadoneghe. Le fasi iniziali della ripresa sono contraddistinte dall'equilibrio. Le ospiti colpiscono con la banda Sperandio e con la centrale Camilla Bergamo, ma le padrone di casa replicano prontamente con Salmistraro e Bandiera. Sull'8 pari il muro del Cadoneghe fa ancora la differenza bloccando l'Ostanello. Poi un altro attacco della banda numero 21 viene toccato e difeso dalle locali, che contrattaccano appunto con l'opposto Erika Destro. Il Meduna accusa il colpo, sbaglia in ricezione, favorendo il break delle padovane che si perfeziona sul 13-8. Giulia Ostanello lotta generosamente, ma le azzurre gestiscono con lucidità il buon margine, riuscendo a fermare più volte la valida banda del Meduna. La Ostanello viene murata 2 volte, la Bergamo mette fuori una fast, la Zanin sbaglia in ricezione. Le ragazze di casa volano sul 23-16. Sul 24-20 una palla vagante sotto rete sorprende le ospiti. La Sperandio tenta il salvataggio senza riuscirci e il Cadoneghe fa suo il secondo parziale. Il match si accende, il Cadoneghe alza il ritmo mettendo nell'angolo il Meduna, costretto a subire il primo tempo dell'ottima Fogarollo e i contrattacchi vincenti di Silvia Salmistraro e Giada Marcato, che spingono avanti le locali sull'8-4. La grintosa Giulia Ostanello dà la carica alle ragazze del Meduna, che cancellano il distacco passando quindi in vantaggio sul 12-10. 2 volte avevi il palleggiatore da solo qui, è arrivato da solo, ti ha aperto 2 palle veloci, ti chiedo di legnare sulle mani, lì lavori sulle mani, lì non sfrusti, lì non devi girare il colpo, lì lo tiri addosso e dai. La gara entra nella sua fase più delicata. Il caldo tifo del pubblico locale incoraggia le padovane, che colpiscono col bel primo tempo di Elena Bandiera, ma il Meduna ci crede, va a segno col servizio dell'Ostanello e col mani fuori di Samantha Ruoso, riallungando sul 16-12. Le ospiti attraversano il loro momento migliore, riuscendo a passare con la Sperandio da posto 4 e con una pipe dell'encomiabile Ostanello. Il Meduna conserva il vantaggio fin sul 19-15, quando il Cadoneghe fa il break colpendo con la fast della Fogarollo e con 2 muri vincenti consecutivi di Elisa Schiavon sulla Sperandio, portandosi avanti sul 20-19. 2 attacchi al centro della Bergamo si infrangono contro il muro di Elena Bandiera, 23-20 per Cadoneghe. La Ostanello risponde con un potente attacco in diagonale, ma la Sperandio è murata. Poi il suo tocco morbido gonfia la rete, decretando la vittoria del Graphic Eden Cadoneghe. Siamo state abbastanza scadenti nel nostro gioco, che di solito è abbastanza efficace, soprattutto nella ricezione nel muro. Loro meritavano sicuramente, bella squadra, sicuramente noi e loro, forse Rossano, le favorite del campionato. Campionato comunque stagione molto positiva. Speriamo che questo benedetto punto arrivi per poter affermare che siamo in Serie C. Abbiamo perso un elemento importante per il nostro sestetto da 3 settimane ormai, che è andata a studiare in Spagna, per cui non riusciamo a allenarci come ci allenavamo prima. La panchina è fatta di ragazze giovanissime, per cui abbiamo sempre contato proprio su quelle più esperte. Però io
è stato forse un anno fantastico, cioè queste sono veramente brave ragazze e soprattutto persone, è difficile dirlo stasera, però veramente che non potevano dare di più. Siamo state al di sopra di loro quasi tutta la partita, magari forse al terzo set abbiamo rischiato un po', però gli allenamenti hanno dato i loro frutti e abbiamo fatto una gran gara. Il nostro campionato è partito decisamente bene, l'andata è stata un'ottima andata e quindi adesso stiamo raccimolando i frutti del nostro buon inizio di campionato. La squadra è un gruppo ottimo, l'allenatore è quello che abbiamo avuto anche l'anno scorso, Diego Bortoletto, il gruppo è buono, siamo giovani ma di categoria e anche di categoria superiore, se posso permettermi. La Coppa Veneto lo ha dimostrato, essendo noi arrivati in semifinale. Si sapeva che l'avversario era temibile, aveva perso una gara solo con noi all'andata, quindi ci si aspettava una gara così difficile. È stata giocata bene, con ordine, equilibrio, soprattutto a livello di ricezione e difesa. Abbiamo lavorato bene in quei due fondamentali, soprattutto nel primo e il secondo. Il terzo set è stato più combattuto, anzi ci siamo trovati sotto a metà e è stato brave loro a recuperare in quel frangente con un avversario che non ci permetteva più di fare il nostro gioco. Questo ci ha portato semplicemente a mantenere il distacco di più 10 dalla terza, che probabilmente stasera giocando a Galliera avrà fatto punteggio pieno, e ci permette ovviamente anche di riuscire ad arrivare con la prossima settimana a festeggiare l'eventuale promozione con 3 gare d'anticipo, essendo a più 10.